Buonasera amici sportivi, benvenuti a Calciomania, quella che è la tribuna settimanale a Telemanto sul calcio dilettantistico e giovanile e anche femminile talvolta, quello più genuino. Mi ripeto, come settimana scorsa cerchiamo di raccontarvelo nella maniera più completa possibile, sono tantissime le voci che vi portiamo ogni settimana in casa e con me, come ogni settimana, c'è Giacomo Lasagna. Ciao Giacomo. Ciao Matteo, buonasera e bentrovati. Adesso diamo il benvenuto ai pulcini della DAC, sono bellissimi. Benvenuti ragazzi, eccoli qua. Una bella macchia bianco-rossa della quale parleremo più avanti nella trasmissione. Come ogni settimana vi portiamo in casa un settore giovanile e ve lo raccontiamo. Ora do il benvenuto, e ragazzi mi raccomando adesso gli applausi ancora forti, al presidente della NAC Curtatone, Paolo Ferretti. Ciao, bentornato a Telemanto. Buonasera, grazie. Luca Giacomelli, benvenuto, giornalista della Voce. Buonasera a tutti. Adesso devono fare l'applauso al direttore generale della DAC, Stefano Morselli. Ciao. Buonasera a tutti. Prima di stuzzicare giornalisti e dirigenti in studio su tutte le tematiche che affronteremo, cerchiamo di aprire ogni settimana con una storia, spesso e volentieri se la troviamo bella, con modelli e valori etici da trasmettere ai giovani, perché lo sapete il nostro pubblico è in gran parte, se non in prevalenza, giovanile, quindi è anche nostro dovere appunto trasmettere dei valori positivi. Settimana scorsa avevamo la bellissima performance di Elena Leoni che dello sport ha raccontato sacrifici, passione e ovviamente risultati, campionessa del mondo. Oggi vi raccontiamo una storia diametralmente opposta, tutto quello che non vogliamo possa diventare e diventi talvolta il calcio, però ne vale la pena parlare, vale la pena sentire quello che Carlo Gervasoni, ex calciatore del Mantova, ha detto a Italia 1, l'aveva già detto agli inquirenti, sul calcio scommesse. Ascoltiamolo. Aveva già vuotato il sacco davanti agli inquirenti, ora lo fa anche in fronte alle telecamere. Carlo Gervasoni, ex difensore del Mantova nella stagione 2009-2010, ospite della trasmissione Open Space di Italia 1, intervistato da Nadia Toffa, ha raccontato dettagli di come e per conto di chi accomodava le partite. Ho truccato più di 10 partite, ha detto, e corrotto 60 calciatori. Ammette così Gervasoni alle telecamere di Italia 1 la propria colpevolezza nell'ambito del calcio scommesse. Perché ti sei venduto queste partite? Per soldi. Ma erano così tanti, cioè quanto hai tirato su tu? Allora, fare una cifra di quanto ho tirato su non è facile, però ti posso assicurare che avendo la proposta a più di un giocatore, come ti dicevo prima, intorno a una sessantina, e c'è stato poi nella mia carriera un anno dove non percepii anche lo stipendio, ma questo non è una scusante, ma il discorso è che se uno percepiva come me quando giocavo, che sono dei gran soldi, quindi non mi vergogno a dire anche quello che prendevo, eravamo intorno alle 10-15 mila euro al mese. Dai, più o meno l'avrei fatto un conto di quanto hai guadagnato. Loro mi davano anche per una partita, c'è stato che me ne hanno dati a me solo personalmente 80.000. Ma perché poi hai deciso di raccontare tutto? È paradossale, ma per levarmi di un peso che non era facile tenere dentro, e poi soprattutto anche perché davanti al fatto che mi avevano beccato e ribeccato con intercettazione è stata anche la paura di fare il carcere, quindi hai votato il sacco. Ho votato il sacco. Mantova non lo dimenticherà facilmente. Mantova non lo dimenticherà, certamente, l'ho detto nel servizio, lo ripeto, è un calcio che non ci appartiene ma che riteniamo giusto far conoscere, perché è una parte di calcio che purtroppo è esistita e che Gervasoni in qualche modo rappresenta. Ora cerchiamo di ribaltare totalmente il discorso, cerchiamo di proporre dei valori, quelli che anche nei settori giovanili dovrebbero sempre essere caratterizzanti, e chiedo ai nostri dirigenti di studio magari di trasmettere e raccontare anche agli amici a casa, ai telespettatori, quelli che secondo loro sono i valori che a ragazzi, bambini, qui ne abbiamo piccolissimi di 8-10 anni, il calcio, ma possiamo allargare lo sport, deve trasmettere valori educativi, divertimento naturalmente, passione. Partiamo da Paolo Ferretti, presidente del Curtatone.
qual è la mission prioritaria di una società che insomma, allena ma soprattutto cresce bimbi? Beh, senz'altro con un sano concetto di sport, questo non è il messaggio corretto. Noi ci auguriamo e lavoriamo quotidianamente perché i nostri ragazzi non vengano o cerchino di non essere sfiorati minimamente da queste idee. C'è da dire purtroppo che la cultura italiana non solo nello sport è quotidiana e quindi diventa difficile trasmettere dei messaggi positivi. Noi cerchiamo quotidianamente di farlo attraverso la fase comportamentale, sia nei confronti di loro stessi e nei confronti degli avversari, e ci auguriamo di riuscirci. Non è facile. È l'obiettivo che deve essere alla base di tutte le società. Chiedo anche di aggiungere a Stefano Morselli il suo punto di vista su quello che da primi calci, dai piccoli amici fino alla juniores deve essere il filo conduttore nei settori giovanili. Ma io condivido quello che ha detto Paolo, cioè noi abbiamo tutte le età dei bambini, li abbiamo sott'occhio un po' tutti i giorni. Ti faccio un esempio, noi come DAC quest'anno abbiamo introdotto una nuova figura che è un po' l'educatore, cioè quello che va sui campi, va a vedere i ragazzi. Ci sono delle categorie che adesso questa qui è ancora piccola, ma ci sono delle categorie che sono veramente difficili, dove c'è un po' un senso di ribellione, e lì interveniamo con questa persona che cerca di calmare, cerca di sistemare un po', cioè insegnare il rispetto sia nei confronti degli avversari, dei dirigenti e tra di loro soprattutto. Possiamo dire anche che certe società adesso in qualche modo si trovano costrette a rincorrere delle lacune che negli ultimi anni purtroppo la cultura o la non cultura nel calcio giovanile ha mostrato. Chiedo anche a Giacomo, che la vive sia da giornalista che da arbitro, adesso si cerca con qualche valido esempio di reinstradare comportamenti in campo come in tribuna. Ma c'è ancora molto lavoro da fare, Giacomo? Sì, c'è molto lavoro da fare, però ti dico che ci sto appunto pensando pochi istanti fa, rispetto a un anno, 2 anni fa le cose stanno migliorando, lo vedo anche quotidianamente, insomma anche da alcune domeniche sono impiegato nel settore giovanile, in campo vedo sicuramente rispetto, ragazzi che addirittura danno del lei all'arbitro, pochi battibecchi, insomma molto educati, tra l'altro si presentano dando la mano, è piacevole vedere queste cose, perché ricordiamo che fino anche l'anno scorso citavamo degli episodi che purtroppo col calcio hanno poco a che fare, quindi questo va sicuramente a favore di tutti i dirigenti che si stanno impegnando e stanno lavorando molto bene perché questo possa accadere. Sono messaggi che non sono da sottovalutare, anzi non sono frasi fatte, ma sono impegni concreti di molte società. Noi più ne ascoltiamo, più ne riceviamo, più siamo contenti. Luca Giacomelli, proviamo a abbinare le due visuali, quella delle società che si impegnano e quella del pregresso, come dicevo prima. Gli ultimi anni raccontano molti episodi l'anno di cronaca, purtroppo, di episodi non di calcio. Sì, probabilmente in passato certi temi sono stati nascosti sotto il tappeto come la polvere, no? E quindi serve qualche anno per recuperare, ma ci sono esempi come dicevamo appunto sia del Curtatone, della DAC o anche di altre società che stanno facendo molto sotto questo punto di vista. Insomma, la speranza è che le cose migliorino, ma a quanto dice Giacomo, insomma, stanno già migliorando e questo è un buon segnale. Assolutamente. L'anno scorso poi raccontavamo anche di qualche iniziativa di codice etico introdotto in diverse società. Insomma, sono tutte situazioni che accogliamo con molto piacere. Adesso cerchiamo di voltare pagina, andiamo verso il campo, quello che più appassiona e muove tantissime persone ogni settimana. Chiedo, prima di andare ai gol, a Giacomo Lasagna e Luca Giacomelli la migliore sorpresa, la migliore realtà e la delusione di queste prime 5 settimane di calcio dilettantistico. Curtatone e DAC, facciamo esenti, dai. Giacomo, a te. Posso dartene due Vai, per parte. Facciamo 2. Allora, la Castellana assolutamente, perché era a mio avviso assolutamente impronosticabile vederla per ora. È vero che è passato meno di 2 mesi dall'inizio del campionato, però è già un dato indicativo, è abbastanza importante. Quindi dico Castellana da una parte, e un'altra società che sta facendo molto bene è il Casalromano, insisto su quella. Hai degli amici a Casalromano? No, però già dopo vediamo la classifica, da come si muoveva
da come si muoveva quest'anno sul mercato inizialmente ho capito che avrebbero fatto le cose fatte bene. Dall'altra parte invece ti dico, il Marmirolo mi sta un po' deludendo, magari in questo inizio campionato, comunque ancora a lungo, ci sarà assolutamente potranno migliorare senza problemi. E in promozione invece dico il Casteldario, mi aspettavo delle difficoltà ma non così tante. Luca, Giacomelli, le tue? Allora io mi prendo anch'io la Castellana come sorpresa, perché effettivamente c'è poco da dire, e ne aggiungo un'altra, visto che l'ha già detta Giacomo la Castellana, aggiungo anche la Pievese in terza, perché insomma 6 su 6, 6 su 6, c'è poco da dire. Delusioni, siccome Giacomo ha già nominato il Casteldario, io nomino il San Lazzaro, però è anche vero che la categoria è nuova, il salto è molto ampio dalla prima alla promozione, quindi servirà tempo anche a mister Cobelli per trovare la quadratura giusta, anche perché insomma un girone molto competitivo con tante squadre molto attrezzate, quindi insomma. Assolutamente, fra poco poi lo analizziamo, però chiediamo anche ai nostri dirigenti in studio, da appassionati più che da tesserati, quella squadra, quella inizio di stagione che fin qui Paolo Ferretti ti ha maggiormente colpito, forse andando anche al di là delle attese secondo il tuo parere. Ma anch'io parlo di Castellana, dell'amico Hermes Ghirardi, che abbiamo avuto il piacere di avere con noi l'anno scorso come mister. Sapevo che desiderava avere la possibilità di confrontarsi con una categoria di quel tipo, se lo meritava, e sta dimostrando le sue capacità. E quindi parlavamo prima, quando una società come la Castellana scende dall'interregionale all'eccellenza, ha una possibilità migliore rispetto a chi ci arriva dal basso. Certo. Però lui sta facendo un grande lavoro ed è una piacevolissima sorpresa, e sono contento per la società senz'altro, ma per Hermes, perché quindi lo stimo. Possiamo dire, anche unendo le traiettorie recenti, che è una conferma anche in prima squadra che lavora benissimo con i giovani Hermes Ghirardi, perché l'età media è bassissima della Castellana. Anche perché lui ha accettato questo progetto, io credo, da come mi diceva, soprattutto per il fatto che puntassero sui giovani, perché questa è la sua priorità, e quindi lo hanno accontentato e lui sta rispondendo con i fatti, con i risultati, la squadra più giovane dell'eccellenza, l'età media. Stefano Morselli, anche a te da appassionato chiedo la bella, lieta notizia della questa prima parte di stagione. Io analizzando tutti i campionati, adesso guardando anche, ma io non mi dimenticherei neanche dell'Asola, perché l'Asola non sta facendo male, considerando che è una squadra che è retrocessa, e quando ti cali in un campionato inferiore puoi prenderlo sotto gamba, perché ti senti a un'annata anche superiore. Sta facendo bene, oltre alla Governolese che ha un po' cambiato tutto, è un po' ridimensionato, cioè forse ha preso meno nomi e più gente concreta, e secondo me in promozione quest'anno è un bel campionato. Analisi assolutamente condivisibile. Pubblicità, poi il treno di servizi che si apre, come detto poco fa, appunto con la Castellana, che con il pareggio va in vetta alla classifica. Poi scendiamo di categoria fino ai giovani. Ci vediamo dopo la pubblicità, a tra poco, non mancate. Cinque indizi a questo punto valgono ben più di una prova. La Castellana esce indenne dalla trasferta sul campo del Darfo Boario, centrando il quinto risultato utile in 6 partite del campionato di eccellenza. Venturi riacciuffa la partita all'89esimo, regalando ai mantovani un preziosissimo pareggio su un campo molto difficile, poi certificato dalla prodezza in extremis di Bonizzi. Castellana dal via con Bonizzi, Mambreni, Mazzali, Calzoni, Mariani, Napolano, Pini, Bernabeni, Venturi, Bianchi, Chitò. Buona la partenza della Castellana, ma il Darfo a passare alla prima vera occasione da gol del match. Minuto 17, calcio d'angolo, e saranno 9-1 a favore dei bresciani a fine partita, sul quale Bakayoko è letale e infila di testa Bonizzi. 1-0 Darfo, ma dura solo 4 minuti. 21esimo di gioco, calcio di rigore per la Castellana fischiato dal signor Bonacina di Milano. Chitò mette dentro ed è 1-1.
La metà del primo tempo è davvero scoppiettante, siamo al 25esimo quando il Darfo Boario torna in vantaggio con un nuovo calcio d'angolo. La mischia questa volta vede uscire vincente il numero 10 locale Furaforte ed è 2-1 per i bresciani. La Castellana non si arrende, nel secondo tempo attacca a testa bassa. Mambrin al 67esimo va vicino al pareggio. Il 2-2, come detto, arriva ad 1 minuto dal 90esimo. Venturi scaglia in porta una potente conclusione sulla quale Poetini nulla può. Secondo pareggio Castellana, finita nemmeno per sogno. 90esimo di gioco, penalty per il Darfo Boario. Bonizzi nell'occasione è strepitoso, ipnotizza Berta e respinge la conclusione. 2-2 e Castellana adesso prima in eccellenza. Quattro squilli per mostrare al pubblico il proprio miglior volto possibile. Lo Sporting Club surclassa il Pescarolo con un netto 4-0 e si rilancia nelle zone alte della classifica del campionato di prima categoria. 4 gol apre Guidi nel primo tempo e poi dilagano Boschini, ancora Guidi e Cauzzi. La miglior notizia di giornata per i goitesi di Alessandro Novellini è certamente il ritorno al gol di Michele Boschini, un anno dopo il grave infortunio che costrinse il centrocampista lontano dai campi per addirittura 10 mesi. Sporting dal via con Balzanelli, Chiozzi, Beretta, Piacentini, Boschini, Viola, Vecchi, Spazzini, Guidi, D'Ambrosio, Berti. I mantovani passano in vantaggio al 34esimo di gioco, svista clamorosa del portiere ospite Magri. Guidi è lì in agguato e non perdona. 1-0 vantaggio Sporting. Pronti via nel secondo tempo e i padroni di casa raddoppiano con Boschini. Nella ripresa poi lo Sporting Club dilaga. Al 76esimo arriva la doppietta personale del cannoniere Guidi che raggiunge quota 3 centri in campionato e al minuto 79 chiude i conti definitivamente e firma il poker Cauzzi. 4-0, lo Sporting si rilancia, è quarto in campionato a meno 5 dalla vetta di Curtatone e Casalromano. Una vittoria bellissima. La Berretti del Mantova batte la Cremonese, fin qui capolista a punteggio pieno, con una prova convincente e un gol per tempo. Affermazione determinante nel plasmare l'anima di un gruppo in formazione, che potrà essere importante anche nelle ambizioni di classifica di una squadra tutta nuova che Elia Pavesi sta plasmando con grande abilità. Il vantaggio della CM arriva alla mezz'ora del primo tempo con una pregevole conclusione di Boccalari dalla distanza sulla quale il portiere ospite Aiolfi nulla può. È un Mantova che convince e che prova a raddoppiare più di quanto rischi di subire il pareggio della Cremonese. Nuovamente Boccalari, pericoloso in avvio di ripresa al terzo e poi Del Bar vicino al 2-0 al quarto minuto. Il raddoppio, meritato, arriva al 33esimo di gioco del secondo tempo. Del Bar, l'uomo più atteso, mette la firma sul derby e la gioia della banda pavese a quel punto può esplodere. Non rovina la festa l'espulsione di Ferri all'80esimo. Il Mantova, seppur in 10, controlla e allunga così la propria serie positiva. 2 vittorie e 2 pareggi, 2 punti dalla vetta conquistata ora dalla Cittadella. Il caffè La Fenice Mantova Calcio a 5 è ancora imbattuto in campionato ma ha ampi margini di miglioramento. Nell'esordio casalingo di venerdì contro Isola della Scala la formazione di mister Milella ha pareggiato 6-6 al Palalù, sfiorando per una manciata di secondi la vittoria finale. Un epilogo già visto in occasione del match contro l'Hellas Verona, ma che fa comunque ben sperare per il futuro. I biancorossi sono cresciuti da un punto di vista tecnico ma devono migliorare sulla gestione del match. Il bicchiere quindi mezzo pieno, visto che i virgiliani hanno dovuto affrontare gli scaligeri senza bomber Gangitano e con una pessima direzione di gara del signor Dalla Valle di Verona. Il Mantova Calcio a 5 contro Isola della Scala ha schierato Signori, Silva Siligardi, Broccanello, Molofalenne, Bottura, Bertoli, Marchi, Luanda, Riccardigno, Baratti e Canonico. 3 reti le ha realizzate Molofalenne, 2 Riccardigno e 1 Broccanello. Il prossimo match sarà contro il San Tomi in trasferta, formazione attualmente a 1 punto in classifica. Bentornati a Calciomania, eccoli i pulcini della DAC.
Il miglior volto che possiamo trasmettervi e portarvi nelle case del calcio mantovano è quello dei ragazzi che si approcciano a giocare i loro primi anni di calcio. Adesso, dopo aver visto 4 partite, ne vediamo altre 7 e iniziamo con il Curtatone, 2 volte protagonista. Può partire il secondo treno di servizi, chiedo la regia di Giuseppe Varotti, eccola qui. Partiamo dalla trasferta, qui siamo in prima categoria, a Pieve San Giacomo. Il Curtatone era reduce da 5 vittorie su 5, capolista in solitaria. Qui arriva una sconfitta nel Cremonese, 2-1, vince la Pieve 0-10, una sconfitta contro comunque un avversario non morbidissimo. È stata anche una partita, poi ci racconterà anche il presidente Paolo Ferretti, abbastanza nervosa, ha visto anche l'espulsione del tecnico della NAC Matteo Tenedini. Qui c'è il gol della NAC a firma Boselli, che arriva però al 45esimo, quando la Pieve era già avanti di 2 reti. La partita finirà, come detto, 2-1 per la Pieve sulla NAC Curtatone. Tutto sommato è il minore dei mali, perché la vetta, seppur in condivisione, è ancora appannaggio del Curtatone. Dopo analizzeremo nel dettaglio il campionato, che è lo stesso, lo ricordiamo, che abbiamo già affrontato pochi minuti fa con la vittoria dello Sporting Club, quella netta e inequivocabile sul Pescarolo. Pescarolo che fin qui non ha fatto una grande impressione agli addetti ai lavori. Ancora Curtatone, diciamo 2 volte protagonista, perché qui siamo a Volta Mantovana ed è il Monday Night, diciamo così, del campionato juniores provinciali. Ringrazio anche Diego Dall'Olio per le immagini. Immagini è la partita di ieri sera, appunto, che la NAC ha stravinto a Volta 5-2. Qui le ambizioni dei ragazzi di Curtatone sono abbastanza evidenti, una squadra competitiva all'ennesima potenza. Le reti, le cito volentieri, sono di San Germano, ne ha fatti 2, Cuzzi, Bertani e Benazzi. Invece per la Voltesi in gol sono andati Mariani e Lorenzo Turini. Anche di questo campionato con il presidente parleremo. Ricordiamo anche che la Juniores, come del resto la prima squadra, arriva da annate di assoluto spessore e anche trofei, perché insomma, la recente storia, anche sotto la presidenza di Paolo Ferretti del Curtatone, è ricca di soddisfazioni. Questa era la seconda partita. Poi scendiamo di una categoria, siamo agli allievi nazionali, e qui arriva la prima gioia finalmente per il Mantova di Ciccio Graziani. Prima gioia intesa come prima vittoria, perché fin qui aveva raccolto solo un punto. Vittoria abbastanza evidente, 2-1 non nel risultato ma nel gioco, perché va avanti di 2-0 il Mantova che è andato in gol al 26esimo con Gabriele, abbiamo appena visto. Qui c'è il raddoppio a firma Belleli sul parziale di 2-0, poi c'è un minimo in area mantovana, il seguente calcio di rigore a favore del Pordenone, che questa è la gioia più che legittima dei ragazzi di Graziani. Come dicevo, il calcio di rigore che fisserà il risultato definitivo sul 2-1. Mantova ora a 4 punti, supera tra l'altro il Pordenone che rimane a 3. Domenica è atteso però da un match complicatissimo nella tana della capolista. Va ad Ancona il Mantova, l'Ancona è in vetta alla classifica con la porta ancora inviolata. Altro Monday Night, qui evidentemente siamo di notte, a Cerlongo, proprio, dove lo Sporting Club vince la sfida contro i Parietà della Serenissima, campionato giovanissimi provinciali di fascia B. La vittoria è evidente, netta, 3-0, Facchinetti, De Micheli e Anastasia i marcatori per lo Sporting che è, dopo questa vittoria, in vetta alla classifica e raggiunge a quota 12 punti il Suzzara. Qui abbiamo visto una punizione dalla distanza neutralizzata dal portiere. Ancora giovanissimi, qui abbiamo la sfida tra Asola e Union Team. Ringraziamo Paolo Salvi per le immagini. L'Union Team però fa lo scherzetto ai cugini asolani e vince 2-0 in trasferta con una rete anche per l'età e per la categoria di cui parliamo assolutamente eccezionale. La vedremo fra pochissimo. I gol sono di Bianchi e Caffini che in 5 minuti decidono. Questa è la rete a cui mi riferivo. In 5 minuti, dicevo, decidono la partita. 2-0 per l'Union Team di Mister Dal Bosco sull'Asola di Mister Vighi. I gol Bianchi, questo, e Caffini raddoppia e chiude i conti. 2-0 Union Team che sale in classifica a quota
6 punti, l'Asola invece rimane a 43 punti, domina qui come in altre categorie giovanili, va detto, il Suzzara davanti a tutti con il Borgo Virgilio a quota 12. Ora vi forniamo 2 partite brevemente per raccontarvi quello che è anche il movimento più basso con le categorie più giovani. Abbiamo una categoria esordienti, qui le reti sono di Levi e Scima nel 2-1 dell'Asola sulla Cantera, ma questo per dire che sono iniziate anche tutte le categorie che non hanno classifica ma che vedono solo risultati e molto divertimento. Sono anche immagini molto piacevoli da vedere con questi bambini alle primissime esperienze. Ci sono anche arbitri over categorie, ma insomma è il bello del calcio, proprio quello che vi raccontiamo. E questa ultima partita, brevemente, è la prima partita della loro vita. Siamo nella categoria Pulcini, per la prima volta scendono in campo, nello specifico Robur Marmirolo Castellucchio, e quindi inizia così l'avventura dei bambini che vedete in questo momento in casacca bianco-nera e nero-verde. Credo sia il miglior spot che il calcio giovanile possa in questo momento trasmettere, e da qui adesso ripartiamo salutandoli in questo scambio di fair play. Ripartiamo per l'analisi di tutte le categorie, ovviamente adesso parliamo anche di risultati dopo questa bellissima immagine. Partiamo dall'eccellenza, eccoci in studio. Eccellenza, Castellana va benissimo, la DAC va detto un po' meno, adesso ne parliamo anche con Stefano Morselli. Questa è la classifica, Castellana a sorpresa, possiamo dire Giacomo, prima dopo 6 giornate, 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta, la DAC è in zona play-out, ovviamente siamo solo all'inizio. Fotografia di Giacomo. Sì, allora ricordiamo che anche la DAC domenica ha pareggiato 2-2 come la Castellana in casa contro il Travagliato, 2 pareggi però un po' differenti per come sono maturati. La Castellana di rimonta, diciamo così, alla fine ricordiamo che Bonizzi, come abbiamo visto nell'immagine, ha anche parato il rigore che ha permesso alla Castellana di volare in vetta. La DAC invece era passata 2 volte, conduceva in pratica per 2-0, poi è stata rimontata appunto dal Travagliato. Notiamo che, Matteo, adesso la classifica è un po' diversa la settimana scorsa, perché in settimana ci sono state 2 decisioni del giudice sportivo che hanno ribaltato un po', hanno dato in pratica a tavolino la vittoria all'Atletico del Garda, che quindi è salita a 4 punti, e invece c'è stato l'anticipo dove l'Orciana aveva battuto sabato la capolista Calcio, che è proprio per questo che vediamo la Castellana infatti al comando. Notiamo anche il Vobarno, che è una neopromossa insieme alla DAC, sta facendo molto bene anch'essa in alto in classifica. Peccato per la DAC perché come possiamo vedere, insomma, il Travagliato navega in acque non troppo tranquille, una vittoria che sembrava praticamente in cassaforte, poi però troppi errori sotto porta, e alla fine, a 10 minuti dal termine, è arrivata la beffa con il gol del 2-2. Peccato davvero, perché sembrava essere ormai una partita vinta. Stefano Morselli, ovviamente prendiamo questa classifica come parziale, iniziale, la zona salvezza diretta è alla portata, l'Asola l'anno scorso in questo campionato non ci arrivò mai alla portata reale di quella posizione, ma volevo chiedere, dalla tua esperienza in eccellenza, quanto sia complicato questo campionato che annualmente purtroppo non dà grosse soddisfazioni, se non rarissimamente, speriamo la Castellana possa essere questa eccezione, alle mantovane. Ma guarda, io pensavo che ci fosse meno divario tra promozione e eccellenza. Pensavo che ci fosse qualcosa in più tra prima e promozione e qualcosa in meno tra la promozione e l'eccellenza. Poi, vedendo le prime partite che abbiamo fatto e le avversarie che abbiamo trovato, abbiamo visto che c'è un livello molto molto alto, anche perché probabilmente dato da quando negli ultimi 2 anni hanno eliminato la C2, quindi a scendere ci sono dei grandissimi giocatori. Ho visto, siamo andati a Castagnato in Coppa, ho visto una squadra molto 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 buona. Noi dalla nostra parte possiamo dire che stiamo ancora cercando di capire la categoria, una categoria che ci ha dato il 20 luglio, quindi noi abbiamo fatto la squadra per la promozione. Hai fatto bene a ricordarlo. E questo qui era il reale rischio, perché accettare in 2 o 3 giorni, perché quello che ti dicono la categoria, e poi fare un mercato che non potevi più fare perché ormai le squadre, quelli che potevi prendere erano già casati, quindi abbiamo preso è arrivato qualche ragazzo come quota, stiamo aspettando di capire, di valutare bene la rosa, e poi dopo vedremo a dicembre cosa fare, insomma. Ovviamente possiamo anche dire, Luca Giacomelli, che questa DAC, speriamo di non essere smentiti, è più strutturata comunque
dell'Asola dello scorso anno, che si vide tra l'altro inanellare una serie di infortuni pazzesca che ne indebolirono la rosa. Questa rosa della DAC può competere? Assolutamente sì, deve solo trovare secondo me una sua quadratura in questa categoria che insomma è una categoria molto difficile. Ci sono squadre che hanno investito tantissimo, per esempio il Darfur, che ha dei giocatori che assolutamente da D e qualcuno è sceso anche dalla Lega Pro, quindi solo per far capire insomma, il livello che c'è in questo girone. Quello che diceva anche Stefano Mossari poco fa, dalla mezza C2, dalla Sì, C2 sì, tolta in avanti si è vale una D di rinforzato. 4-5 anni fa sicuramente. Assolutamente. Da appassionato, Paolo Ferretti, questa salvezza della DAC potrebbe essere complicata o fattibile? Ma io penso che conoscendo la società, la serietà della società, di come ha lavorato in questi anni e la qualità del loro allenatore, che ho avuto il piacere di conoscere personalmente, ma comunque vedendo come lavora, è solo una questione di tempo, è ancora troppo presto, come diceva Stefano, devono solo capire la categoria, cercare di rimanere agganciati alle posizioni quelle nella quale si trovano adesso, senza farsi distanziare, e poi secondo me la possibilità della salvezza è un augurio di cuore, ma penso che sia nelle corde della DAC. Un po' come Cobelli e San Lazzaro, Goldoni e la DAC esatto, devono mettere nel conto un po' di difficoltà. Francamente forse ne avrebbero fatto a meno di questa classifica iniziale, però Stefano, c'è oggettivamente tutta la possibilità di riprendersi. Giacomo, secondo te con la Castellana, poi chiedo anche a Luca Giacomelli, là davanti chi vedremo fino alla fine? Sperando ci sia Castellana. Ma io sin dalla prima puntata ho detto Brusaporto, perché comunque già da qualche stagione che sta facendo bene, sta veramente concludendo sempre i campionati nella parte alta della classifica, quindi è destinata ad esplodere. Le bergamasche secondo me sono le più attrezzate, sono d'accordo però con Luca quando dice Darfo, anche se conosciamo insomma il presidente ha avuto qualche problema, soprattutto all'inizio del campionato, sembra strutturata per fare un buon campionato. Promozione, adesso prima di vedere la classifica magari possiamo anche qui fare il parallelismo, l'abbiamo fatto tra San Lazzaro e DAC, in quanto neopromosse entrambe con allenatori giovani e gruppi in formazione, ma là davanti c'è anche, Giacomo, la parte positiva in promozione, Governolese strutturata, si sa, e Asola, che possono dire la loro, adesso al di là della classifica che poi andiamo a vedere fra poco. Assolutamente sì. Governolese che domenica ha vinto in rimonta bene in casa contro il Valgobbio e quindi si è ripresa la vetta in solitaria. L'Asola invece ha pareggiato in casa con il gol di buon aiuto contro la Calvina, che si conferma, come dicevamo nelle passate settimane, squadra attrezzatissima e che fino alla fine combatterà per un posto nei play-off. Domenica ci sarà una prova importante, ci sarà un derby finalmente tra San Lazzaro ed Asola e qui veramente ci saranno sarà una bella partita perché entrambe hanno voglia, l'Asola vuole tornare davanti, ma il San Lazzaro ha un bisogno disperato di punti, anche perché le ultime prestazioni diciamo che hanno un po', stonano un po' con il buon inizio che invece aveva fatto il team di Cobelli sia in Coppa che in campionato. Casteldario che invece deve assolutamente riprendersi perché anche domenica è arrivata una brutta sconfitta in casa del Prevalle e qui sembrano veramente parecchie difficoltà quest'anno. Ricordiamo che comunque il Casteldario in pratica ha dovuto rifare, se non tutta la squadra, quasi mezza squadra, avendo perso i giocatori migliori nel corso del mercato. Possiamo anche tornare in studio. Stefano Morselli, c'è un ex stella della DAC nel Casteldario, Ayub, insomma, può dare una mano assolutamente. Sì, è un ragazzo che porta tanta quantità. E poi gli abbiamo dato anche il portiere che secondo me non è da meno, cioè non è un secondo, perché Alessandro Gazzi purtroppo per la legge delle quote ha deciso di lasciare la DAC, perché noi ci siamo trovati al 5 di agosto con la proposta di portare a casa un 97 che è Mattia Fiori del Mantova, e un ragazzo che abita a 5 km da Ostiglia non poteva mica lasciarlo dopo. Certo. Lui con la legge delle quote ha fatto una scelta che è condivisibile, perché dice poi rischio di non giocare mai, allora è andato a Casteldario. Secondo me però
può essere tranquillamente il primo portiere. Casteldario, Luca Giacomelli, dove può arrivare? Ce la può fare a salvarsi? Sicuramente l'obiettivo è la salvezza, però avendo perso tanti giocatori forti, ha perso Badalotti, ha perso Flores, ha perso Micheloni, e quelli erano la spina dorsale della squadra, e non è un caso che la Governonese sia prima, cioè erano giocatori molto concreti, questi sono giocatori che fanno il loro mestiere e lo fanno bene, quindi trovarne di altri forti uguali è difficile. Assolutamente. Curtatone, prego Luca. Sicuramente, come diceva prima Stefano, Ayoub è un gran giocatore per la promozione, e anche Gazzi, Alessandro è un ottimo portiere, e speriamo insomma che possa dare quel valore aggiunto in più al Casteldario per salvarsi. Insomma. Chiedevo al presidente Ferretti se a quella promozione ci sta già pensando il Curtatone. Ci sto pensando, ci stiamo pensando. È un lavoro che è iniziato, questo sarà il terzo anno, quindi abbiamo fatto un progetto a 3-5 anni. Il primo anno è stato uno splendido cavalcata, sì, arrivata fino ai playoff. Sì, inaspettata. Il secondo anno abbiamo cercato di arrivare ai playoff. Anche quest'anno la squadra è stata costruita, nei 3 anni abbiamo gradualmente modificato la squadra, è senz'altro l'anno nel quale abbiamo una squadra altamente competitiva, certo che non giochiamo per salvarci, cercheremo di rimanere nelle posizioni alte. Secondo me, da quel poco che ho imparato in questi 3 anni nei quali sono nel mondo dilettantistico, ho visto che il campionato vero e proprio poi inizia col girone di ritorno. L'importante è farci trovare in quelle posizioni per quel momento, per poter poi puntare anche noi a fare uno sprint e potercela giocare insieme ad altre formazioni altamente competitive. Lo scorso anno, vado a memoria, in primavera, tra inverno e primavera, la NAC inanellò 8 vittorie consecutive, sì, ora sì. abbiamo viste 5 in avvio e siamo Sì. a un avvio migliore rispetto all'anno scorso, che Giacomo può portare ai playoff o a far sognare la promozione diretta, che credo anche a Matteo Tenedini non dispiacerebbe. Che, scusate se Prego, mi interrompo, Presidente. avete detto, perché c'era anche sui giornali, ma solo per la cronaca, Sì. Matteo Tenedini non è stato assolutissimamente espulso. Quindi errore di cronaca. Errore di cronaca, sono stati espulsi il nostro allenatore in seconda, Paolo Bertagnon, e il loro. Allontanati i 2 vice, insomma. I 2 vice nell'occasione del rigore Di Boselli, poi realizzato da Boselli. Sì. Ok, quindi ci rimangiamo Per la quello che abbiamo cronaca, detto, Tenedini sì. sarà regolarmente in panchina Sì, certo. già domenica. Dicevo, Giacomo, primo posto o, tra virgolette, solo playoff? No, secondo me ce la può fare, anche se secondo me il Curtatone, insieme, come dicevo prima, al Casal Romano, ma anche allo Sporting Club, sarà una bella lotta a 3. Riguardo invece Matteo Tenedini, lo conosciamo bene, è una persona molto semplice, che poi tra l'altro dopo aver iniziato da poco a fare l'allenatore, ci ha ottenuto dei risultati comunque molto importanti, perché ricordiamo che la sua prima esperienza ci è entrato subito un risultato molto, molto importante, quindi è una persona che lavora bene e ci tiene in modo particolare. Me lo ricordo particolarmente provato dopo il 4-0 del San Lazzaro ai playoff, dove veramente era quasi sull'orlo del pianto, perché ci teneva veramente a quella partita, quindi sicuramente merita la promozione più di chiunque altro, quindi noi glielo auguriamo ovviamente con tutto il cuore. Come recita l'almanacco di Telemantova, se non ce l'avete richiedetelo, è uno dei migliori allenatori della storia recente, tra l'altro è uno dei più giovani. Quindi sì, ha 32 anni, 32 non anni. ha ancora 32 anni, quindi abbiamo un tutto allenatore davanti, ma ha già fatto intendere di essere assolutamente all'altezza. Andiamo a vedere la prima categoria, la classifica, che vede ancora il Curtatone, seppur in condivisione col Caseromano, là davanti. C'è la Prodesenzano che però Giacomo viene su alla grande. Sì, Prodesenzano che tra l'altro ha battuto quasi tutte le mantovane, anche domenica ha vinto 3-0 in casa del Suzzara. Stupisce me il Salginesco, che comunque da matricola sta facendo molto bene. Domenica ha pareggiato 2-2 contro la Leoncelli, che adesso la vediamo nella parte bassa della classifica, ma secondo me è destinata ad uscire. Il Porto invece, dopo un ottimo inizio, sta un po' faticando, è incappato in qualche risultato inaspettato, qualche delusione di troppo, un paio di sconfitte. Ecco, comunque
c'è tutto il tempo che è qui per rifarsi. Luca Giacomelli, secondo te qualche squadra potrebbe al momento tra quelle non nella zona verde inserirsi nella lotta per i playoff? C'è qualche mantovana che può risalire? Beh, sicuramente il Marmirolo ha le qualità per rientrare, poi sono molto preoccupato dal Desenzano che... Pensavamo di avere tutte mantovane delle esatto, 5, invece non è il così Desenzano semplice. preoccupa molto perché le batte tutte con 3-4 gol di differenza e quindi è molto pericoloso. Poi anche il Gonzaga forse potrebbe Gonzaga, entrare. la scorsa settimana avevamo 2 giocatori del Gonzaga, nostri ospiti, e dicevano che il loro obiettivo era non salvarsi, ma entrare in quella zona alla quale hai appena fatto riferimento. Del Quindi, resto mancano solo 4 punti, insomma dai playoff ai playout sono 4 punti di differenza come potete leggere dalla classifica, quindi insomma c'è tutto il tempo. ci sta, assolutamente. E siamo ancora solo alla sesta. Presidente, siamo ancora alla sesta, ce n'è una che teme particolarmente? Allora, il Casaromano l'abbiamo affrontato, abbiamo vinto in casa loro ed è l'unica vittoria dove poteva essere un pareggio. Onestamente è stato un match veramente vibrante e ha detto favorevole per noi. Nelle altre nelle altre partite abbiamo incontrato squadre come quella di domenica. Domenica al 10° del secondo tempo loro hanno sostituito le 2 punte, non avevano una punta in campo ed è stato un assedio, quindi ne trovi di squadre così, però non le abbiamo ancora incontrate. Il Pro Desenzano dai risultati che ha portato, che ha fatto, io all'inizio del campionato, non conoscendo il Desenzano, ho sempre pensato allo Sporting e al Marmirolo come avversarie potenziali accreditati. Certo sono ancora lì, siamo solo alla 6ª giornata e noi l'abbiamo vissuta per 2 anni, siamo risaliti da quelle posizioni per arrivare ai terzi e quarti, quindi ce n'è ancora. Lotta aperta in prima categoria, questa ce la segniamo assolutamente. In seconda forse anche peggio, perché non c'è una favorita, c'è un gruppone, possiamo vedere la classifica brevemente, poi la commentiamo in studio, un gruppone che la seconda categoria la sta addentando di volta in volta. Pomponesco, Medolese, Roverbellese, Futura e Poggese, io tra queste non so scegliere, Giacomo. Le prime 5. È dura perché anche l'anno scorso continuavamo a insistere sulla Poggese, ma anche domenica ha dimostrato che insomma quando c'è quando è il momento forse per piazzare la stoccata vincente c'è sempre forse un po' di timore, infatti ha perso 2-1 in casa della Medolese. Medolese, tra l'altro Matteo, quando citavi le sorprese è sbagliato forse non citare, perché ricordiamo stavamo parlando di una matricola che tra l'altro ha avuto un calendario sin qui abbastanza ostico. Ha già affrontato il Pomponesco, domenica affronterà la Roverbellese, ha già affrontato in pratica la Poggese appunto domenica, quindi diciamo così un po' le big le ha già potute testare. C'è Bassi scatenato perché ha fatto 6 gol credo in 6 partite. Esatto, quindi... Bassi, come tra l'altro Badalotti nella Governolese. Domenica Matteo sono andato a vedere così per curiosità, ero fermo, sono andato a vedere il Real Bagnolo con la Serenissima, è un peccato non aver avuto la telecamera dietro perché Basso secondo me ha fatto un gol che pazzesco. Avrebbe potuto vincere dopo vediamo chi ha vinto, intanto dell'anno. tiriamo le orecchie al Bagnolo, poteva mandarci il gol e invece non vincerà tanti soldi, tanti premi. Allora invece torniamo in studio per commentarla questa classifica. Hai una favorita, Luca Giacomelli, di questa categoria, la seconda? La favorita all'inizio campionato era un po' la Poggese. Come però. da 20 anni a questa parte, insomma. Come da 2-3 anni, se non altro. Però purtroppo non ha ancora ingranato alla perfezione. Hanno un fenomeno davanti che si chiama Michele Donnoli. Però serve anche probabilmente quando il giocatore migliore non è in giornata oppure non c'è, bisogna insomma sopperire all'assenza e comunque insomma la Poggese ha tutto il tempo per rimediare. È già in zona playoff a differenza dell'anno scorso. Stefano Morselli, hai una favorita della seconda? Io come Basso io gli auguro sempre la Poggese e anche perché il Pomponesco è già 3 anni che lo vedo sempre lì nelle prime partite e poi dopo sparisce, quindi Poggese anche tu? Poggese, e poi dopo c'è anche mi aspetto che qualcun'altra possa anche perché c'è un divario sono tutte vicine di 3-4 punti tra Presidente Paolo Ferretti, hai una favorita? No, un po' di pronostici da detti ai lavori. Non conosco molto la categoria, l'amico Mantovani so che ha allestito una buonissima squadra e la vede adesso al primo posto, però credo anche, leggendo i nomi, che possa risalire anche bene Castellucchio, che ha un'ottima squadra, è solo questione di amalgamarsi.
però diciamo non conoscendo, Okay, non ti esponi più di non tanto. mi espongo più di tanto perché non... Va bene così. Terza categoria, adesso raccontiamo l'unica mantovana che fin qua ha fatto l'unplane, la Pievese, definita anche da Luca Giacomelli Wunder Team, vado a memoria sulla voce di Mantova di oggi, che stacca la mia Pozzolese, la Pozzolese che era in vantaggio col Soave, si fa, insomma rimane in 10 e non scavalca la seconda, rimane terza. Giacomo, qua è molto complicato avere una favorita, però la Pievese ha i numeri. Se continua così il campionato finisce a febbraio. No, nel senso che ha preso 2 piccioni con una fava, perché ha vinto 7-0 largamente sulla Mantovana e ha approfittato del pareggio, quindi insomma si è già portata a 4 punti dalle dirette inseguitrici. Ecco, secondo me saranno proprio queste 3 squadre alla fine a giocarsi il primo posto, con la Pievese che se la gioca secondo me con la Pozzolese. Ecco, queste saranno le 2 alla fine, il Soave ovviamente è lì, quindi non si può non citare, però sarà battaglia. Prima di coinvolgere anche Luca Giacomelli, cito la Voltesi. Voltesi l'anno scorso è arrivata ai playoff, ora è reduce da un momento no, ma sentendo l'ambiente, nonostante la debacle netta, 4 gol subiti, l'obiettivo è ancora i playoff. Quindi in questo campionato il livello forse non è così scritto, se non forse nelle primissime, come ci si potrebbe attendere. Pievese favorita, Luca? I numeri dicono questo, dopo insomma ha un blocco consolidato di allenatore e un gruppo di giocatori che si conoscono dai tempi del Magna, Modenesi e compagnia, quindi è una squadra che è già formata, già amalgamata e può fare molto bene. Ecco, poi insomma ci sono i soliti Soave, io mi aspettavo la Pozzolese che comunque è sempre lì. Insomma, poi 4-5 punti si possono sempre recuperare nel corso di un campionato. Ecco, la Voltesi forse è la sorpresa negativa, però anche lei può rientrare tranquillamente, se non altro, nelle prime 5. Pubblicità, poi torniamo con il settore giovanile della DAC e i migliori gol, che ovviamente dovete attendere per sapere chi potrà vincere i premi a fine stagione. Dopo, tra poco. Eccoci, ultima parte di Calciomania, arriva l'applauso dei pulcini della DAC, è quasi il loro momento, ma prima di tutto i migliori gol della settimana, eccoli. I migliori gol della settimana sono offerti da Grossi Store, l'utile e il dilettevole. Un self-service all'ingrosso e dettaglio per la scuola, l'ufficio, il negozio e la famiglia. Vieni a scoprire il megastore di cartoleria. A fine anno sarà scelto dalla redazione di Telemantova il miglior gol del calcio dilettantistico. L'autore della rete più bella verrà premiata con un buono di 500 euro spendibile presso il negozio BP Factory di Mantova. Tutti i calciatori tesserati inoltre avranno diritto a uno sconto speciale per tutto l'anno a BP Factory. Tutte le società mantovane possono inviare i filmati delle partite dilettantistiche giovanili all'indirizzo telemantova@libero.it. Telemantova sceglierà il miglior gol del calcio giovanile tra quelli selezionati durante l'anno. L'autore della rete più bella sarà premiato con un buono di 500 euro spendibile presso il negozio Grossi Store di Curtatone. I migliori gol della settimana sono stati offerti da Grossi Store, l'utile e il dilettevole. Un self-service all'ingrosso e dettaglio per la scuola, l'ufficio, il negozio e la famiglia. Vieni a scoprire il megastore di cartoleria.
Dunque complimenti a Cauzzi e Bianchi, ai due ragazzi che oggi insomma hanno siglato il miglior gol andato in onda e che a fine stagione potranno dunque vedersi assegnati i premi di Telemanto. Adesso è il momento, come ogni settimana, di dar voce al settore giovanile che abbiamo ospite in studio, la DAC, ve ne abbiamo parlato in versione prima squadra fino a questo momento con il direttore generale qui inquadrato Stefano Morselli. Ora diamo spazio ai ragazzi, prima al mister. Chiedo al mister di alzarsi in piedi così lo inquadrano dalla regia. C'è anche l'applauso che parte dalle retrovie. Buonasera. Ciao. Allora, lo chiedo sempre a tutti i nostri ospiti. Loro sono piccoli, forse il divertimento a quell'età fa tutto o c'è già della tecnica da insegnare? Raccontaci come li alleni. Beh, sicuramente il divertimento fa tutto, però è anche vero che alla loro età bisogna già incominciare a dare un inizio di quello che sarà il loro calcio da qui andando avanti, perché non sono più piccolissimi, sono piccolini ma non sono più piccolissimi. Il prossimo anno passeranno a 11, di conseguenza devono essere in grado quest'anno di saper sfruttare al massimo un campo di 60x40 per poi portarsi in un campo a 11 molto più grande. È un bel passaggio quello. Sì, direi di sì. Molto importante. A livello atletico, fisico, anche per la crescita, è determinante. Fisico-atletico, conoscere la propria dimensione nello spazio e così via. Siccome stanno sgomitando le tue spalle per cercare un pertugio nell'inquadratura, direi di passare a un ragazzo, a quello che vuoi tu, il microfono. Adesso incrocio le dita, dov'è? Eccolo là. Eccolo. Un applauso, eccolo lì. Mi dici nome e ruolo? Mi chiamo Mattia e sono esterno destro. Esterno destro. Sei tifoso? Di che squadra? Inter. Inter. E c'è anche l'applauso, anche all'improvviso. Per te il calcio cos'è? Un gioco, un divertimento? Un divertimento per me. Divertimento. Ci si diverte nello spogliatoio, in campo, con i tuoi compagni? Sì. Sì? Si ride? Sì. Abbastanza. Sì, abbastanza. C'è un po' di paura prima della partita, un po' di ansia o si sta bene? No. Si vuole solo vincere? Sì. Bravo, applauso, troppo bravo. Stefano, quando abbiamo quel volto, quella dichiarazione in onda non possiamo averli più. Quindi, io direi che siamo... Quanti ragazzi avete a Ostiglia? Adesso quest'anno siamo intorno ai 120-130. 130. Solo nel settore giovanile. Quindi insomma un bel impegno anche personalmente, credo. Direi proprio di sì. Dal lunedì al lunedì, non c'è... Sì, direi che è proprio dal lunedì al lunedì. Non c'è sosta. Presidente, anche lei, credo di tesserati ne avete anche a maggior ragione di più a Curtatone. Quest'anno, se parliamo solo di settore giovanile, sono sui 240-250, dovremmo poi con allievi, giovanissimi allievi compresi nei 250, poi junior, se prima squadra, quest'anno dovremmo avere i numeri più precisi, li avremo fine settimana, dovremmo aver toccato i 302, 303. Quindi capite che vi parliamo di due società tra le più rilevanti della provincia, soprattutto a livello numerico, perché hanno da una parte 300, dall'altra quasi 200 ragazzi, uomini, bambini tesserati, quindi quello che ne gira attorno è un mondo intero. Anche lei credo che da settembre, forse da agosto a maggio, lunedì, non ha ferie. Diciamo, all'inizio del mio percorso mi dissero che ci sarebbero stati dei momenti di lavoro. In questi, non è mai smesso quel momento. In questi 3 anni devo dire che l'unico momento di relax è quando si va in ferie con la famiglia, perché altrimenti è quotidiano. Penso come l'amico Stefano, cioè l'impegno, la passione che abbiamo, e c'è sempre qualcosa da fare quando hai dei movimenti così importanti, deve essere quotidiano l'impegno, altrimenti... Questo è bene dirlo anche per far capire a casa quanto si suda per portare avanti società e anche, si spera, valori ai giovani. Sì. Adesso Curtatone e DAC, le prossime partite della prima squadra ce l'hanno con? Domenica abbiamo un avversario ostico, è un derby con l'amico Omero Rossetti, che stimo, e quindi domenica abbiamo il derby in casa col Sarginesco. È la prima
di 4-5 partite definite toste, poi ci vedrà lo Sporting, poi Suzzara, Marmirolo, però sono le partite che poi decidono. Sì, per confrontarti e per capire di che pasta sei fatto. Curtatone Sarginesco, Giacomo, il tuo pronostico? Tanto per farci degli amici, ovviamente. No, dico uno. Uno, secco, Curtatone. Sì, Luca, sì. Giacomelli, hai una favorita? X. Democristiano. La DAC giocherà? Villongo Sardo. Villongo, ce la può fare Luca? La DAC ce la può fare quasi con tutte le avversarie dell'eccellenza, deve trovare il punto di svolta secondo me. Serve quella scintilla, Stefano? Dovrebbe essere, io penso che domenica dovrà già anche domenica questa qui deve essere il salto, cioè il cambio di marcia, perché cioè se vogliamo mantenere la categoria dobbiamo dare qualcosa in più, perché così non la manteniamo, insomma. Aspettiamo quella scintilla domenica, ve la racconteremo, speriamo già martedì prossimo, per una DAC che deve risalire e deve salvarsi. Ringrazio tutti gli ospiti a partire dai pulcini della DAC, un applauso di arrivederci. Guardate che belli, non possiamo avere pubblico più bello, e in bocca al lupo per tutta la crescita attraverso il calcio. Ringrazio, applauso, Paolo Ferretti, grazie. Luca Giacomelli, Grazie. e Stefano Morselli. Ci vediamo martedì con me e con Giacomo. Arrivederci.